Beni mobili e immobili per un valore di 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria ad un imprenditore di Gioia Tauro, Marcello Fondacaro, 52 anni, indicato dagli investigatori come appartenente al clan Piromalli Molè ed è stato coinvolto nell'operazione Tempo del 1997. Il professor Francesco Saverio Costanzo non è più rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. La notizia giunge dallo stesso rettore, il quale chiarisce di aver ritenuto opportuno rimettere il mandato a disposizione del ministro, che ha raccolto le mie dimissioni, a partire dalla data di oggi, rinunciando così all'allungamento del mandato di 2 anni previsti dalla legge 240. Silent Rave. E questo è il titolo del flash mob andato in scena ieri sera alla Lega Navale di Crotone. Il punto di riferimento per l'iniziativa era la Rosa dei Venti, intorno alla quale si sono ritrovati i partecipanti. Il segnale d'inizio del flash mob è stato lo sparo di coriandoli da parte degli organizzatori, e da allora i presenti hanno cominciato a ballare con le cuffiette, ognuno con la propria musica, in assoluto silenzio, proprio come prescrive il nome dell'evento. Turno infrasettimanale di Serie B Win amaro per la Regina, che cede al Padova per 1-0, decisiva la rete di Drame all'11°. I biancoscudati hanno sbagliato anche un rigore con Cutolo. Nel finale di gara è espulso Bonazzoli. Raccoglie invece un punto il Crotone di Menichini, che pareggia a reti bianche a Varese e cancella il -1 in classifica.